Iniziano oggi le tradizionali novene di preparazione del Natale. A Favara sono tanti i presepi che sono stati preparati ed allestiti nei vari quartieri della città a cura di comitati spontanei di cittadini o di associazioni e gruppi parrocchiali. Anteprima ieri sera del presepe vivente allestito nel convento dei frati francescani di Favara, una rappresentazione che ripropone un antico borgo contadino inizio Novecento dove sono state preparate diverse postazioni degli antichi mestieri. I visitatori troveranno la bottega del falegname, la locanda, ci saranno i pastori, i musici, con la presenza di diversi animali e naturalmente la grotta della Natività. Un percorso obbligato guida i visitatori all'interno del monastero. Nell'antico e storico chiostro è stata allestita una mostra di presepi realizzata dai parrocchiani. Quindi si incontrano gli elfi che accolgono i bambini che potranno lasciare una letterina a Babbo Natale, per poi incontrare proprio Babbo Natale, Santa Claus, nella sua casa allestita nei locali della preziosa e storica biblioteca e fare anche una foto con lui. Quindi ci si immette nel giardino dove sono state realizzate le diverse postazioni che impegneranno ogni sera circa 50 figuranti. Ai visitatori viene anche offerta una degustazione, ieri sera la tradizionale minestra di San Giuseppe e un buon bicchiere di vino. Prossimo appuntamento giorno 21. È attesa per questa sera invece l'inaugurazione del presepe in piazza Cavour, realizzato dall'associazione San Giuseppe con la teatralizzazione di alcuni momenti con l'Associazione d'Arte e Cultura 101. Pronto anche il presepe di via Agrigento, quello di via Jugoslavia, con le novene che saranno animate dalla banda cittadina e dai musici del gruppo Fabaria Folk. Maria,